risultati di ieri, con il Livorno che ha vinto 1-0 sul Brescia e ancora la vittoria del Latina sul Crotone per 1-0. Poi oggi Bologna-Entella 1-1, Carpi-Varese 4-2. Mentre Cittadella ha battuto l'Avellino per 3-1, Lanciano Modena 2-0, Spezia Frosinone 2-1, Ternana Pescara 1-1, Trapani Vicenza 2-1, mentre da 3 minuti si sta disputando Pro Vercelli Catania e alle 20:30 scenderanno in campo Bari contro Perugia. Andiamo a vedere la classifica della Serie B dopo la seconda giornata. Carpi, Lanciano, Cittadella, Ternana, Livorno e Trapani a quota 4, il Bari con il Perugia, Latina, Spezia, Frosinone e Avellino 3, Pescara e Varese 2, ma vi ricordo che il Varese ha un punto di penalità, Catania, Bologna, Modena ed Entella 1 punto a quota 0, Pro Vercelli, Vicenza, Brescia e... In 5.000 arrivano per Trapani Vicenza, fa caldo, stadio provinciale rinnovato, poche barriere, curva dei tifosi di casa più vicina al campo, il cui fondo è stato trasformato in sintetico. I Granata di Boscaglia con il 4-4-2, in attacco Falco e Mancosu. Per i veneti ripescati la prima in B, sono schierati con il 4-4-2, in panchina il tecnico Praticò, il secondo Lopez squalificato. In campo molti giovani, tra i pali del Vicenza Bremek, dirige la partita la penna di Roma. Dopo 4 minuti l'azione gol del Trapani da calcio d'angolo, il cross di Scozzarella e il difensore del Trapani Terlizzi anticipa Bremek per il vantaggio 1-0, gol liberatorio per il difensore non convocato per il ritiro estivo, poi reintegrato solo a fine agosto. Rivediamo il gol di Terlizzi. 22esimo, punizione per il Trapani da 25 metri, ci prova Ciaramitaro, para Bremek. Ancora il Vicenza in azione di Maritato, deviazione del portiere Marcone, poi la difesa siciliana allontana con difficoltà. 32esimo, il timido Vicenza si fa pericoloso ancora una volta con Maritato, conclusione velenosa dal limite di poco fuori. 35esimo, ancora il Vicenza, Trapani distratto in acrobazia, Maritato, il solito Maritato, ma la palla è alta. 39esimo, il break del Trapani, il cross da sinistra, il colpo di testa del bomber Mancosu di poco fuori, rivediamo il guizzo di Mancosu. Alla 45esima azione del Vicenza, pericolosa con Cocco che sciupa sotto rete. Il primo tempo si chiude 1-0 per il Trapani con il montaggio di Pino D'Angelo. Passiamo al secondo tempo. Al quarto minuto c'è ancora Cocco protagonista, il tiro di destro e la deviazione di Marcone in angolo. Al 13esimo Trapani in 10, espulso Terlizzi, l'autore del gol, espulso all'arbitro La Penna. Al centro dell'area pugno a Gentili, lo si vede al centro e dunque cartellino rosso diretto, Terlizzi lascia i suoi in 10. E subito dopo al 15esimo c'è il pareggio del Vicenza con il colpo di testa vincente di Cocco 1-0 e dedica al papà, difesa granata impreparata e gol pesante da parte dei veneti 1-1. Nel finale Trapani in avanti con la conclusione di Basso e la risposta in 2 tempi da parte dello spagnolo Bremek, e nel finale, proprio nei minuti finali al 40esimo, il Trapani passa, calcio d'angolo e in avvitamento il capitano Pagliarulo batte il portiere del Vicenza e fa festa sotto la sua curva. Rivediamo dal basso il tocco di tacco in acrobazia da parte di Pagliarulo, girandola di sostituzioni nel finale, in campo che giovani promettenti come Caldare e Garcia, ma il risultato non cambia. Dunque il Trapani vince a fatica, ma vince e porta a casa 3 punti pesanti al provinciale contro un Vicenza volenteroso. Il mercato per il Vicenza sarà aperto ancora fino al 15 di settembre, dunque dirigenti al lavoro. Per noi migliore in campo il capitano del Trapani, autore del 2-1, Pagliarulo, bravo soprattutto nel tenere i suoi sulla corda. Al provinciale di Trapani, Trapani 2, Vicenza 1. Linea a Roma, Andrea Fusco.